è una presentazione Sapori e profumi del nostro territorio, direttamente sulla tua tavola. Cantina Beato Bartolomeo, punti vendita diretti a Breganze, Schio e Castelfranco Veneto. Ben ritrovati con In Fondo, a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione Veneto. E ci occuperemo di questo nelle puntate di questa settimana. Ospite Antonio De Poli, onorevole candidato alla presidenza della Regione per l'UDC e Unione Nord-Est. Abbiamo una compagnia nuova, non abbiamo più il caffè, abbiamo il vino. Infatti, lo servo a metà perché non vorrei che poi si imputasse al vino le cose dette durante questo incontro. Saluto e ringrazio anche Ario Gervasutti, direttore del Giornale di Vicenza, che è nostro ospite in questi ultimi confronti. Una prima domanda per Antonio De Poli mentre io lavoro il tappo. Qualora fosse Presidente, la prima cosa che farebbe da Presidente? È quella di dare risposte a tutte quelle ormai migliaia, decine di migliaia di lavoratori che sono a casa, che sono stati licenziati e a quelle aziende che sono state chiuse e che sono in crisi, con provvedimenti diretti a quelle famiglie che non arrivano non alla quarta ma nemmeno alla prima settimana, e dall'altra parte intervenendo anche con la Veneto Sviluppo, che è la finanziaria regionale, per poter dare le risposte anche attraverso gli istituti di credito, quindi che devono allargare i cordoni della borsa e non chiuderli, per dare sostegno a quelle imprese che oggi sono in netta difficoltà e che non ce la fanno. Quindi un intervento sul lavoro, lavoratori e aziende, e ha fatto ho fatto per evitare che ne arrivasse il tappo. Sì, già dato. Questa risposta però implica un'ulteriore domanda, e cioè le risorse per andato troppo freddo, ho paura che... per soddisfare le esigenze... Posso di buon auspicio, posso? Può fare quello che vuoi, io cerco di aprirne un'altra, ma se me la danno così fredda anche la prossima siamo presi male. Dicevo, le risorse per soddisfare le esigenze delle migliaia di persone che rischiano o stanno perdendo il posto di lavoro o comunque sono in difficoltà. Le risorse sono limitate, lo si dice a livello statale, ma a livello regionale si possono trovare? Dove si può tagliare eventualmente? Si possono dare delle priorità, e credo che oggi la priorità e l'emergenza sia proprio questa nel Veneto, e chiaramente si devono fare